Si vieni qua. Dai. Aspettiamo un pezzo di dog, amore. Aspettiamo un pezzo di dog. Aspettiamo. Certo Cristiano, ora è ribongore e ne fa aspettare. Aspettiamo. Bottare sangue. 100 metri già sotto stanco per parlare. Senta, signor lei, ci possiamo accomodare? Aspettate dog, andiamo a aspettare. Appena fera, mezz'ora e già sta. Non so. Guarda scende. Mi pare una faccia che non scende, Cristiano. Ma lei è... mi pare che conosce un nucleo. Ma con conosce tu a tutte che conosce a nudo. Portare sangue a Recchino per scopare. A Recchine ti fanno più Scusi bene. lei che salvo la rosa. Salva Margherita che è meglio. Zitto te. Avesse sottomuto, più un ballo. Avesse sottomuto. Ma non portare sangue a ste capire. Appena vai a casa ma io ho chiesto lo conosco. Come lo conosci? Senta così lei poi c'è a Bossia Scongiugare Cristiano, non è un scongiugare Cristiano. lui mi conosce. Ti conosce a te? Lei che fa il presentatore? Com'è? Lei fa il presentatore? Qualche televisione? Mi scusassi, mia moglie è un po' così, non si preoccupare. Non si preoccupi, è normale. No, si preoccupa io invece. Non lo conosci, si sa. Però vedi che detto che benedetti e mi domoro che benedetti. Ma io lo conosco. Sì, tu chi si chiama? Bobby solo. No, è solo, come si chiama Bobby solo? Perché solo è? Mizzi, cos'è questo? Vicino alla rissaria, va, dimmi. Non vigio, Ma quello. Bento. Betto. Tu chiama? Betto. Sottomuto che a capire qualche problema, perché prima ci sentiamo. E tu ci sei Betto, che frate? Signor Alberto. Lei a Betto Libere! A Betto Signor Alberto! Come sono emozionato! Tutta sta confidenza! Tu sei vecchio, chi è più cervello? Che la vedo sempre la sua trasmissione, signor Betto! Betto Libere, che non sarà Piacere, il marito della signora. L'avevo capito. Portare solo conosceva prima. Signor Betto, come va la trasmissione? Bella va? A posto, grazie. A posto, prego. Non ci davo... Di Trapani? Di Trapani, signore. E come mai praticamente questa sera? Mio marito stava a cattare un baro cosette e mi buttava a ammazzare. E manco la mi trovate cosette. Perché io le chiedo tutti colorati, ti vuoi tenere rossi. E vabbè. Lei se la vede la mia trasmissione? I setti mangio. Allora tu guai come scongica, mi piazzo davanti alla televisione e guai come scongica. Un bicchiere di latte a fianco. Può parlare più adagio perché la sento, mi scusi. Siccome ancora non ci sentia. No, poco fa ero praticamente immerso nella lettura. Il messo va a mare pure lei. No, è vero, praticamente stavo leggendo, per cui... Legge, cose Ero- buone legge. Un cruciverba, praticamente. E la femmina nuda da che fa? Ma lei non è che sutta è un po' poico. Poi co? Che cos'è? Poi. Parola nuova? Chiedo che tale i femmini nude. No, completamente. Un italiano le femmine nude? No. Allora te la sta messo in questo.
Deve stare molto qua praticamente. O tempo che passa l'autobus. Ti viene qualche beccone cammarere, mi porta qualche bicchiere d'acqua. Va bene. La via mo cammarera restava un Ha davano, molto che lei è sposata con. Eh? Picchi? 4 anni? 40 anni. 40 anni? Avete figli? È chiaro, Cioè? Come si fa a fare i figli? è chiaro. Idro, morisce a mia. Palla, tanto palla sempre. Allora praticamente siete senza figli, da 40 Senza anni figli. insieme. Però- Però già 40 anni. E mi palla sembra, sempre insomma. Idro, sempre Idro Che palla. se ne vanno in me? Se mettesse le panne Idro, te dicevo un like. Se mettesse le panne Idro. Come mai non avete. Abbiamo 8 cani. Non vi siete dati da fare magari per cercare di capire Io il mi sono dato perché? da fare. Ciao Vannauro, andare a sciapalare come io. Scusi, c'è il telefono che mi suona, permette? Forse l'abbiamo caputo. Posso dire quello? Scusi, a lei No, la fotografia che ci affaccia. la fotografia è qui Scusi un attimo. Pronto? Oh, ciao Angelo, come stai? Ascolta, io questa sera sono qui praticamente in fiera. In fiera stasera, cosa ti stai? Sì, per cui se vuoi avvicinare, non so. Ma io in questo momento sono in fiera, per cui quando vuoi venire sono qui. Visto che fa la beso, Va bene. Ok Angelo. Sì. Sono proprio dentro l'Expo, proprio. Dentro la fiera sono. Cugnati! Va bene Angelo. Ciao, buone cose. Sì, ricambio, Ciao. Visto che fa la beso tutto italiano. Ma che bello! Ah, un ricambio? Così, stavo E chi stu ha un cellulare nuovo, mi arriva il cellulare vecchi, vedi con filo. Dove vai? Scusi, se permette io praticamente avrei un appuntamento. Ignazio puro, signor Betto, ignazio la salutiamo. Tu siete, vi chiami più signor Betto, la vissi che hanno uscito prima, ma vi si pigliata sto catapazio. Va bene, un baciuzzo ci posso dare? Che significa? Non è il fattore, non bacio nessuno per questione di. E io nessuno mi chiamo. Per questione di principio, non si offenda, non è. Un bacetto di lontano? Da lontano. Ah, cos'è? A saluto tante cose. Arrivederla. Saluto subito. Arrivederci. Mi deve scusare per lei, ma. La prossima volta mi devo da cercare il 40 marito anni. che c'ha un amore, ma io sempre c'ho un amore siciliano, sempre. Continui sempre a vederla. A saluto, arrivederci, Arrivederci. tante cose. Uliste, che era bello, ora tutti gli amici miei ci dico, non dai a betto, mi va sau, mi retta a mano, troppo bello, ma divertivi stasera? Sta divertito, sto pure, si è divertito. Vieni qua. Si è divertito pure io. Ma ferriare cagnare. Ma ne scende. Ancora sei ma ferriare? Stiamo ne scendendo, in Hai arregambare. sto caldo, hai sto pezzo di... Guarda, ti ricordo quando eravamo piccirine? Guarda vicine. Ciao, sai com'è? Tale che poi tu che tu mi fece.
pezzo di vastaso, un anno rispetto pennuto, vastaso, Cammina. male rugato, c'è adesso un coppo di Cammina. Tala che c'è, arrebetto mio c'è. Allora, Bettorino c'è. Ma che faccio? C'è una macchina che dè? Oh, che ne saccio? Che fai? Ti a filmare nella macchina, avevi pesce, andura, ora a rete. Betto, ma riposiamo minuto. A riposiamo. Signor Betto? Qua ci siamo pure, signor Betto. Non mi riconosce. Io ero stanco a fare la trasmissione a sera. Stanco, a dove a tutti stanchiamo, non solo Betto. Lo sapete perché cammino un po' con zoppa e ho? Hai un gaddo. Certo che è una coincidenza incontrarci all'Expo praticamente spesso. E le firrie e noi firriamo. È tutto un firriamento. Ma lei che fa? Mi guarda? Ah, lei è un guaidone, lei mi guarda. Lei è un guaidone. La telessi è giusta però. Sì. E poi, che fa? Mi spoglia? Ascolti, lei è... Ma lei mi sta spogliando? Completamente. Ma lei è un spogliatoio, è un spogliatoio. Completamente, guardi, è una sua impressione. Ascolti, lei ha detto che è di Trapani, giusto? Sì, sono di Trapani. Ci vieni tu Trapani, ci vieni? Certe volte ci vengo per registrazione. Quando vieni, ti metto in casa mia a mangiare pasta e fasole. Grazie. T'aggira. Grazie. Vabbè, io la ringrazio tantissimo, colgo l'occasione per salutarla. Ciao Betto. Ma che ti fa così? Perché gliel'ho Vedi detto, che me la vai a rendere. Lo so, però... Aia rendere, ma me la vai. Sì, completamente, guarda. E giusto? Completamente. Ma io tutto emozionato, ma tu mi guardi, ma tu sei un guaitone, sei un guaitone, mi guardi. Arrivederla, buone cose. Saluta. Fate il vostro giro, arrivederci. Arrivederci. E non ne piglia lei. Non lo so, perché io aspetto praticamente una persona, uno. E niente, giriamo e passiamo. Ma se mai scambiamo a 3 paroline. Arrivederci. Ti ma certo che è troppo bello, ti pare conoscere a te a bottare sangue che conosci a Ido, ma avessi picchiato bello picciotto. Avessi fatto due favore, una mia e una tua. Amore. Oh yeah!